Nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo, oggi la Dante Alighieri parla di italofonia, identità e lingua italiana. È un argomento molto interessante che si prefigge quali scopi, ne ha tanti. Sì, innanzitutto dovevamo farlo la settimana scorsa, l'abbiamo rinviato a causa delle condizioni meteorologiche, anche perché molti premiati vengono da altre province della nostra Sicilia. Con questa settimana dove si parla della lingua e come viene diffusa nel mondo, noi abbiamo voluto proprio inserire anche la premiazione di 4 concorsi indetti dalla Dante alcuni mesi fa. Evidentemente noi siamo convinti che la lingua italiana, la nostra identità nel mondo, si diffonde attraverso vari mezzi. Il primo sicuramente sono le letture, i libri, quindi un ruolo principale lo diamo agli autori, agli editori, coloro i quali riescono a trasmettere, a comunicare attraverso i libri la nostra identità e far conoscere anche i nostri autori. Poi attraverso il teatro, attraverso la musica, attraverso tutte quelle opportunità che consentono di manifestare la nostra identità. Oggi noi siamo qui, abbiamo 2 relatori, il dottore Antonio Riotta che parlerà proprio della italofonia e come si diffonde nel mondo, anche perché la scelta della lingua italiana nel mondo è una scelta quasi che parte dal cuore, perché non è una scelta di una lingua che magari può servire dal punto di vista commerciale, economico, quindi chi sceglie di parlare italiano e di conoscere l'italiano lo fa proprio perché lo sente. Antonio Riotta, editore di Medinova. Oggi si parla di italofonia, cioè la lingua italiana oltre i confini, nell'ambito di quella che è la settimana della lingua italiana. Ecco, Antonio Riotta porterà una relazione su questo tema. Ci anticipi un poco di che cosa tratterà? Guarda, il tema è importante, naturalmente quello che viene fuori, vedendo un po' i dati anche statistici, che 85 milioni nel mondo conoscono l'italiano, la lingua italiana. Questo è un dato assolutamente straordinario. Non solo, dirò per esempio così anticipo una chicca, che l'italiano è considerato ed ha avuto il primato in assoluto perché è considerata la lingua più sensuale a livello mondiale. Perché? Perché sono stati fatti degli accurati controlli e ascoltando le diverse lingue, quanto si ascolta la lingua italiana, i battiti cardiaci si modificano e aumentano in media del 23% in rapporto a tutti gli altri ascolti. Questo per dire quindi che la nostra lingua ha una ricchezza straordinaria di sfumature, di tante altre cose che dalle 1200 in poi tuttora vivono in una maniera forte. Non solo, teniamo conto che è la lingua della cristianità. Papa a Roma, che deve parlare come lingua ufficiale l'italiano, anche se sappiamo che la vera e propria lingua della Chiesa è il latino, ma il latino è la lingua da cui poi deriviamo anche noi. Naturalmente l'italiano continua ad essere studiato, ad essere amato come linguaggio e naturalmente siamo credo tutti contenti, che ci possa essere questa grande attenzione. Un punto critico invece riguarda gli italiani che viviamo in Italia, perché abbiamo una povertà linguistica e una ridotta conoscenza in senso generale della lingua italiana, della grammatica italiana, e questo è una cosa su cui dovrebbe lavorare la Dante